Vado? Prego. Evviva! Moda, motori, musica per il Novecento, il secolo breve, a Volta Mantovana, nel Palazzo Gonzaga. Abbiamo aderito alla proposta della Scuderia Nuvolari con Abito, storie di moda e di costume. Abito in questo senso ha voluto promuovere in modo diverso rispetto alla sua tradizionale attività di presentazione attraverso conferenze, incontri di storie, di profili, di figure che sono state fra le più importanti nella storia della moda. E questa volta abbiamo voluto non solo dare un tocco particolarmente importante alla nostra presenza a Volta Mantovana con una conferenza, con un incontro con Simona Barbieri e Michele Venturini a Volta Mantovana negli appartamenti affrescati del piano nobile. Ci saranno una trentina di abiti che raccontano appunto del Novecento, non solo italiano ma internazionale, e comunque sia la bellezza fatta da artisti, fatta da stilisti, fatta da sarti, che ci faranno godere di una particolare armonia e di un dialogo che non è un dialogo solo cronologico ma anche un dialogo cromatico, un dialogo che vuole lasciare delle piccole testimonianze una ad una di come la creatività riesce a produrre davvero oggetti di straordinaria bellezza. Io credo che vada custodito quindi questo patrimonio che noi abbiamo, è fondamentale farlo ed è bello farlo in una cornice di questo tipo. Quindi grazie veramente, credo che chi poi ci illustrerà questo percorso lo faccia veramente con quella passione e ci trasmetta quelle emozioni che ci fanno superare anche veramente i momenti difficili. Pensare di unire la bellezza, come ha detto Paola, il tema dei motori, il design, il cibo e la musica è qualcosa, Italo, tu che sei tra le altre cose presidente del nostro conservatorio di Mantova, qualcosa di unico. Una iniziativa in questo caso molto complessa, che si rifà a un periodo della nostra storia che fino ad oggi non avevamo ancora toccato con le nostre iniziative, il Novecento, riproponendo quindi la cultura dell'auto, del design, della moda e della musica di quel periodo storico che di cui molti di noi ne hanno vissuto una parte, ma e poi tantissimi giovani che invece non possono ancora riconoscersi in quegli eventi e in quel periodo storico. E ci saranno anche 3 concerti che ci riproporranno un po' le sonorità di quel periodo così molto importante per la storia italiana, in cui anche appunto il saper fare, il saper ideare e saper fare cultura ha caratterizzato in modo veramente notevole il nostro paese. Il Novecento è stato veramente un secolo che ha dato in tanti campi, sia dell'automobile che della moda che della musica, un'evoluzione straordinaria, forse il secolo che ha dimostrato maggior creatività. Abbiamo trovato questa location straordinaria perché questo è uno spazio fuori dal comune, poi ha tutti questi giardini raggiungibili facilmente a piedi in un attimo, e quindi abbiamo collocato le auto di diverse epoche in questi spazi. E abbiamo portato anche un esempio di come si facevano, perché le scocche di queste automobili da competizione degli anni 60 fatte dalla carrozzeria Scaglietti sono state rifatte dagli stessi attori che sono novantenni, che si sono impegnati per farne, ma ne hanno fatto tantissime, partendo da una tecnologia che hanno inventato loro tanti anni fa, del filone, cioè facevano la sagoma con dei fili di acciaio, dei tondini d'acciaio su cui battevano la forma. Quindi è un esempio di straordinaria creatività e artigianalità del nostro paese che non è ancora esaurita, per fortuna. È una delle poche cose
che riusciamo a conservare e che vogliamo venga tramandata. E questo un plauso a chi ha avuto questa iniziativa, che poi è un francese che ci ha regalato queste opere d'arte, perché sono opere d'arte, e le porta in giro per Italia, per il mondo, per far capire che cosa si fa con le mani.